Dunque il mio problema è stato questo, che per dire semplicemente sì e no, ho cominciato dai no ovviamente, ed era un elenco così lungo che avrebbe preso più di 10 minuti. Per cui vi do un indirizzo. C'è un signore che si chiama Ilario Simonaggio, che io non ho l'onore di conoscere, ma che è bravissimo. Forse è qui presente? È presente? Se è presente mi piacerebbe molto. Vabbè, comunque se lo conoscete ditegli che il lavoro che lui ha fatto di mettere uno dietro l'altro tutti i progetti in corso, con tutta la storia dei progetti in corso, quindi le approvazioni, le decisioni, i passaggi al via, i ricorsi, che cosa ha vinto e che cosa ha perso in quei ricorsi, ne viene fuori uno spaccato incredibilmente chiaro di ciò che non si deve fare, di come tutte queste iniziative che hanno a che fare in generale con strade, autostrade, e qui vorrei dire perché tante autostrade. Il Veneto è sovrainfrastrutturato. Se voi andate a vedere i paragoni della quantità di chilometri di strade, chilometri di ferrovie, di chilometri di autostrade rispetto al territorio, alla popolazione, il Veneto sta benissimo nel panorama italiano e anche nel panorama europeo. E quindi perché questa ansia? Io, come Luisa, ho una spiegazione. In realtà la tecnica è sempre la stessa, il problema c'è. La Pedemontana nasce da un problema, da una strada statale densa di traffico che attraversa tutta una serie di centri e di luoghi attivi. Bene, questo problema si lascia marcire nel tempo medio di marcimento 20-30 anni, e poi arriva la salvezza. La salvezza è l'autostrada, cioè un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione che non si sa come ha i denari per investire e che quindi si presenta come il salvatore della situazione. Poi andiamo a scavare un po' e scopriamo che quei denari sono in gran parte nostri. Primo per il pedaggio e poi anche perché invece di essere investimenti puramente dell'investitore, guarda caso, per la metà, più della metà, il 70% sono della mano pubblica che glieli dà. Allora io credo che questo sia il sistema che ha garantito una potenza economica formidabile delle concessionarie e che va smontato. E quindi con Luisa Carimani sono per mettere al primo posto del no il project finance, che oggi è la via maestra per l'arrivo di questi soggetti. Quindi no perché si ricicla a noi il nostro denaro caricato dal profitto elevato di questi signori. Dopodiché ci sono anche i sì, e paradossalmente se il no è l'autostrada pedemontana, il sì è intervenire sulla strada che la pedemontana dovrebbe sostituire. Allora io ho visto in ognuno dei gruppi che si occupano dei vari problemi la denuncia forte dell'inutilità dell'autostrada, del fatto che ambientalmente è devastante, eccetera. Però a me pare che manchi, e mi piacerebbe molto che riuscissimo a farlo insieme, come concretamente riuscire a fare a meno di un po' di automobile, a fare a meno di automobili in città, ad esempio. Automobili in città, fare a meno, significa avere in mente una città tutta diversa da quella che alla spicciola oggi ci viene fornita, il centro ben servito e le periferie, e soprattutto se avete acquistato la vostra villetta in campagna non c'è altro che l'automobile. Ebbene, non è vero neppure questo. Allora mi piacerebbe con voi mettere in piedi un progetto diverso, ma metterlo in piedi sul serio, andare a vedere quali sono i veri problemi e da quei veri problemi trarre una strutturazione,
un riuso delle infrastrutture, altra parentesi teorica. Nel futuro, io prenderei sul serio una sola cosa che dice Renzi, che il mondo è cambiato. È vero che il mondo è cambiato. Allora facciamo finta di andare fino in fondo a questo mondo è cambiato. Questo mondo è cambiato vuol dire che dobbiamo muoverci in un altro modo, abitare in un altro modo, comportarci in un altro modo. Immaginiamo come e come sia realmente possibile nella nostra vita quotidiana. Devo dire che ci confortano le esperienze di molti altri paesi, ci confortano. Quanti minuti ancora? 3. Ve ne racconto solo una, bellissima, perché le infrastrutture sono al tempo stesso, intervengono sulla biodiversità, intervengono sulla permeabilità del suolo, intervengono sul governo delle acque, intervengono su quasi tutte le componenti di una strutturazione del territorio capace di funzionare bene. Mi piacerebbe fare con voi una conferenza sull'esperienza della città di Portland, Oregon, Stati Uniti. Città assolutamente alle prese con gli stessi nostri problemi, inondazioni, incapacità delle reti di collettamento delle acque di far fronte alle piogge eccezionali che oggi sono diventate frequenti. Bene, la città di Portland ha fatto un patto con i suoi cittadini per deimpermeabilizzare il suolo, per disconnettere i pluviali dalla rete di collettamento e fare i giardini della pioggia, dove la pioggia scendendo va ad alimentare le falde e va a... Allora, facciamo anche noi i giardini della pioggia, ma per fare questo non basta una dichiarazione di principio, bisogna fare un progetto. A me piacerebbe che, non dico oggi, ma il 20, mi sembra, la prossima, riuscissimo non a portare, che non credo che si possa, i risultati del progetto, ma il come farlo e la volontà dei gruppi di lavoro per farlo, sì, mi piacerebbe veramente molto.